Abbiamo un altro incontro da fare. In questo momento non posso rilasciare dichiarazioni. Una perizia cinematica per stabilire esattamente come e perché una lastra di metallo di oltre 100 kg abbia ucciso il 18enne Giuliano De Seta la sera del 16 settembre all'interno di questo capannone della BC Service di via Volta a Noventa di Piave. Sarebbe questo il nuovo passaggio della perizia sul luogo della tragedia iniziata questa mattina dai tecnici e medici legali, oltre al personale dello Spisar e agli avvocati entrati nei locali dopo che i carabinieri hanno rotto i sigilli del sequestro ordinato dalla Procura di Venezia. Oltre 2 ore di verifiche per iniziare a ricostruire passo per passo cosa sia accaduto al giovane stagista di Ceggia. Stanno facendo delle operazioni peritali e stanno proseguendo, sono iniziate alle ore 11:30 e quindi vedremo, insomma, adesso credo che fra poco finiranno. Ecco, qual è la condizione della preside? Come si sente? Beh, ovviamente è in una situazione psicologica di sofferenza come tutta la comunità scolastica. E cerca anche lei la verità. Diciamo che noi riteniamo che questo avviso di garanzia sia un atto dovuto e che dovuto soprattutto alla fase iniziale delle indagini, quindi abbiamo degli accertamenti irripetibili da fare, ma sono convinto che con il proseguire del procedimento poi si arriverà all'archiviazione con riferimento alla posizione della preside. Bocche cucite invece da parte dei periti delle parti, così come per l'avvocato di Luca Brugnerotto, amministratore unico dell'azienda. Tutto rimandato probabilmente già la prossima settimana dopo i funerali di Giuliano De Seta, che si terranno in una ceggia che ha già decretato il lutto cittadino. La famiglia è molto provata come sempre, però adesso perlomeno abbiamo le date dei funerali, cerchiamo di pensare a questo. Lunedì alle 3.